Ora Ragland rallenta, pesca bene la torre in angolo che ha spazio per la tripla, manda a segno anche questa. Kelly prova a attaccare contro Ace che però regge molto bene, deve tornare fuori da Gentile che fa ancora spallate contro la torre, li tira ancora in testa. Blocco alto di Ace, Ragland attacca, gli alza il pallone, Ace un po' in ritardo ma riesce comunque a coordinarsi. Può ripartire ora l'Aquila con Blackmon che lascia lì Procida, arriva al ferro, segna appoggiando al tabellone e subisce anche il fallo speso da dietro. 6 su 18 dal campo per gli ospiti. Forrai tripla sulla faccia di Clark, servito in punta, sale Wes Clark ancora sul lato destro, gioca a 2 con Ace, ribaltamento per la torre e questa tripla va a bersaglio. Ancora Knox dalla sua mattonella e poi gli rimette la palla in mano contro Blackmon, cambio difensivo, Ragland attacca, bella palla nell'angolo per Burnell che ha un buon tiro, questo non la può sbagliare. Wilson riapre per Wes Clark sotto le gambe contro Forrai, lo chiude Kelly, riapertura per Burnell, extra pass per Ragland, ancora Wes Clark si è allargato sul perimetro da Coach Brienza, palla interna per Pascolo, si butta indietro, fuori equilibrio di Cantù con Ragland per posizione in post medio la torre, poi serve Cameron Young sul taglio centro area, regge il contatto, Gentile non può spingere, costretto a riuscire dall'area, serve invece Knox sullo spigolo. Possesso importante per l'Aquila che si affida a Gentile e alla sua azione in post medio, scarico per Kraft, bella lettura di Ale Gentile. Ragland alza bene perché Varius Ace da parte di Clark sbagliata, poi tocca Wilson, si tuffa Ace, si tuffa anche Kelly, recupera il pallone, lancia Blackmon che era già fuggito, bella palla per mezzanotte che arriva a rimorchio. Allora si finisce qui col successo per 79-71 di Trento su Cantù.